Buonasera cari concittadini, buonasera care concittadine. Sono il dottor Pasquale Piglialavena della Guardia Medica di Scanasciumo. Premesso che sono solo a dover affrontare i pazienti dalle ore 20 alle ore 8 e che le domiciliari si fanno solo per emergenza, sono qui davanti a voi per parlarvi di alcuni problemi. Veniamo subito al sodo. Ho notato che dopo la funzione serale un certo numero di anziani vengono a posizionarsi nella mia sala d'attesa e mi chiedono: dottor, misurate la pressione, dottor, vi devo parlare, dottor, fatemi una ricetta. Non posso andare avanti così, io devo parlare con Don Reginaldo. Come se non bastasse, voi la mattina andate pure dal vostro medico e fate la stessa cosa. E allora quando ve lo chiedo, dice: dottore, ma io perché voglio una conferma da voi. E mo perché io sono il medico di Scanasciumo, mo io sono meglio del medico vostro, ma io varò un capo la conferma, io te venne, va. Poi una volta per tutte, imparatevi i nomi delle analisi. Dottore, voglio l'analisi del polistirolo, quella delle tredicesime, e voglio anche un ketchup completo. Sì, e ma per un la maionese, così facete una bella insalata russa, ma io te venne tutto quanto, va. Non si può andare avanti così. Noi ora si presenta una con un muzzico di coppa oracci. E io dico: ma che è successo? È successo che un serpente mi ha morso. E che serpente era? È quello di riferire una biscia, così. Dico: oh, ma no, dice, no, è morta. Io l'ho scamazzata mentre mi stava mozzicando. Oh, bravo! E non si può andare avanti così. Infine mi è pervenuta una notizia che a Scanasciumo di sotto e c'è un sedicente mago che fa le diagnosi sulla salute, se avete capito bene. Invito quindi pubblicamente il comandante della polizia locale e il direttore della ASL, il sindaco, a vigilare su tale fenomeno che potrebbe creare danni sulla salute pubblica. Infine, voglio ringraziare Donna Concetta che mi ha regalato quel mazzo di rose rosse in segno d'amicizia, ma io sono incorruttibile, parola di Pasquale Piglialavena della Guardia Medica di Scanasciumo.